Regione Governo per l'indagine ambientale voluta dal ministro Costa che blocca la pedemontana. Salvini sbotta, basta con i no, la rabbia di Zaia che sfida il ministro, se è così bravo faccia un decreto FAS 0 per tutte le acque italiane. Corsa alle Olimpiadi invernali 2026, segnali positivi per Cortina Milano, pubblicato il report del CIO, la candidatura soddisfa tutti i criteri. Non è finito l'incubo Baby Gang a Venezia, trentenne aggredito e pestato da una decina di giovanissimi a San Polo. Non si fermano al controllo dei carabinieri e scappano, inseguimento nella notte nel Trevigiano, l'auto con gli spacciatori finisce fuori strada. E tornano in strada i giovani di tutto il Veneto per la seconda manifestazione Fridays for Future. Nelle strade e nelle piazze la marcia per tenere alta l'attenzione sui cambiamenti climatici. Il sindacato denuncia una situazione insostenibile all'interno del carcere minorile di Treviso, manca personale, agenti al limite. A Punta San Giuliano a Venezia le donne della squadra di Dragon Boat Trifoglio Rosa si sono ritrovate per raccontare le loro esperienze dopo la malattia e l'importanza di rimettersi in gioco. Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei notiziari di Antenna 3. Avete sentito dai titoli in primo piano lo scontro politico tra Salvini e il ministro Costa, sul quale proprio pochi minuti fa è intervenuto anche il governatore del Veneto. Tra pochissimo vi manderemo il servizio. Nel frattempo torniamo a parlare delle Olimpiadi invernali del 2026. Gli elementi chiave per qualsiasi Olimpiadi di successo includono una chiara visione allineata agli obiettivi di sviluppo a lungo termine, un solido piano d'azione, un sostegno costante da parte di tutti i settori e la migliore esperienza possibile per gli atleti. Milano Cortina soddisfa tutti questi criteri, è quanto si legge sul report pubblicato oggi dalla Commissione di valutazione del CIO sulla candidatura di Cortina Milano alle Olimpiadi invernali del 2026, una candidatura che è guidata dal CONI e gode di un forte sostegno unito a tutti i livelli, governo, settore privato e società civile, nonché una percentuale elevata di sostegno pubblico. I giochi olimpici invernali e paralimpici invernali del 2026 rappresenterebbero una vetrina per il nord Italia con luoghi iconici e bellissime ambientazioni che si estendono dal centro storico e le piazze alla moda di Milano fino alle vette e ai villaggi di montagna delle Dolomiti. Ed ora proseguiamo con la cronaca, andiamo a Venezia per parlare di Baby Gang, perché purtroppo non è finito in centro storico l'incubo delle bande di ragazzini. Un trentenne è stato aggredito e pestato da un gruppo di una decina di giovanissimi, è accaduto in Campo San Polo. Ci aggiorna in diretta al telefono da Venezia Guido Barbato. Buongiorno Guido. Buongiorno da Venezia. Una decina di ragazzi tra minorenni e maggiorenni mercoledì notte hanno aggredito, appunto come dicevi, un trentenne veneziano che tornava da una festa. Il fatto è avvenuto, come appunto anticipavi tu, in zona di San Polo. Pare che uno di loro gli avesse chiesto una sigaretta verso l'una. L'uomo, commesso di un supermercato, è scampato al peggio perché ha avuto la prontezza di tuffarsi in acqua per sfuggire alle botte che la banda gli stava dando senza nessun motivo. Il gruppo comunque gli ha portato via l'orologio e una catenina e poi si è dileguato. Il trentenne è riuscito a risalire a riva, si è diretto verso Piazzale Roma dove lavora un amico e proprio davanti al conoscente si è accasciato a terra insanguinato. Infatti l'amico l'ha portato all'ospedale all'Angelo, l'aggressione gli ha provocato diverse contusioni e una frattura al braccio. Il trentenne aggredito ha avuto comunque la forza di sporgere denuncia. La banda ha tutte le caratteristiche della famigerata Baby Gang che da mesi semina il terrore a Venezia e in terraferma ed è già stata in parte sanzionata dal questore Mascio Pinto con misure che variano appunto dal fatto di rimanere a casa tra le 19 e le 22, misura che però viene aggirata a quanto pare con facilità dagli interessati. Ci sono stati dei fogli di via e delle raccomandazioni, cioè degli avvisi orali affinché questi giovani cambino comportamento. Fondamentali saranno le immagini di videosorveglianza delle telecamere del centro storico che al momento pare siano al vaglio dei carabinieri. Da Venezia Centro Storico è tutto.
Grazie a Guido Barbato, naturalmente torneremo a parlare delle baby gang in centro storico a Venezia nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Intanto proseguiamo con la cronaca da Treviso, perché i carabinieri di Pieve di Soligo hanno arrestato in flagranza per detenzione a fini di spaccio di droga 3 uomini residenti a Conegliano al termine di un inseguimento concluso con l'uscita fuori strada dell'auto su cui stavano appunto sfuggendo ad un controllo dei militari. In manette sono finiti quindi un cittadino portoghese di 37 anni, un uomo e una donna marocchini di 39 e 33 anni. Nella tarda serata di ieri a Sernaglia della Battaglia la pattuglia dei carabinieri ha intercettato un Audi A3 che alla vista dei militari ha aumentato la velocità cercando di sottrarsi all'alta. A causa del fondo stradale sdrucciolevole e dell'eccessiva velocità la vettura è uscita di strada e i 3 sono stati quindi fermati. All'interno dell'abitacolo i carabinieri hanno scoperto 2 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 900 grammi. Andiamo ora a Padova per parlare della manifestazione Friday for Future, tornata questa mattina in tutte le strade, le piazze dei principali capoluoghi del Veneto. È la manifestazione organizzata dagli studenti contro i mutamenti climatici e per la tutela dell'ambiente. Vediamo appunto come è andata a Padova, ci aggiorna al telefono Valentina Visentin. Buongiorno da Padova, è partita questa mattina verso le 9 dalla stazione la manifestazione, la seconda giornata di sciopero globale per il clima lanciato dalla ragazzina svedese Greta Thunberg, una manifestazione che riguarda oltre 130 città italiane e tra queste anche Padova. Centinaia di manifestanti, soprattutto ragazzi molto giovani, hanno percorso un tragitto importante lungo le strade principali della città. Sono il momento clou di questa grande manifestazione nell'incrocio più trafficato di Padova, ovvero quello della Stanga. Qui i manifestanti si sono bloccati, hanno occupato la grande rotonda e hanno piantato 3 alberi come segno di riconquista della natura, anche negli angoli più trafficati della città. E dopo alcuni minuti di sosta, bloccando il traffico, la manifestazione è ripartita lungo le strade di Padova. La conclusione è a Prato della Valle, dove si terranno alcuni discorsi per ribadire l'importanza di combattere per salvaguardare l'ambiente. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. 9 nuovi casi di positività al test sulla TBC alla scuola di Motta di Livenza. L'ULSS afferma si tratta di 6 bimbi e 3 adulti che sono stati esposti al bacillo, non significa però che siano malati. 3 adulti e 6 bambini positivi ai nuovi test sulla tubercolosi eseguiti dall'ULSS 2 a completamento degli accertamenti sul focolaio alla scuola di Motta di Livenza, originato dall'infezione che aveva colpito una maestra e che a 2 mesi dall'inizio dell'incubo tubercolosi dimostra l'altissima infettività dell'insegnante indicata come caso indice. 9 nuovi casi dunque che emergono dai test effettuati lunedì su tutti i soggetti risultati negativi in occasione del primo test. Vi sono stati sottoposti 404 bambini e 72 operatori scolastici. I nuovi 9 casi positivi non indicano necessariamente la presenza della malattia, ma un contatto significativo con il bacillo che quindi necessita di ulteriori approfondimenti. I 6 bambini sono già stati sottoposti a radiografia toracica. Nelle prossime ore si valuteranno eventuali ulteriori accertamenti. Lo stesso sarà per i 3 operatori scolastici. Questi dati, ha sottolineato il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, confermano l'impegno dell'azienda sanitaria sia preventivo che terapeutico nella gestione di questo complesso e vasto focolaio epidemico. Ringrazio tutte le famiglie che con pazienza e disponibilità hanno affrontato i percorsi diagnostici, nei collaboratori a vario titolo impegnati nella gestione del focolaio, le autorità, il personale della scuola e l'amministrazione comunale. Un grazie particolare, conclude Benazzi, va anche alla Regione del Veneto e all'Istituto Superiore di Sanità per l'affiancamento e la supervisione garantiti in questi 3 mesi di lavoro.
Ancora cronaca, i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 8 a Brogliano per scongiurare una fuga di gas causata da un incidente stradale. Una Volkswagen Polo, di cui il conducente aveva perso il controllo, era finita contro la ringhiera di un'abitazione, la nicchia dei contatori. I pompieri, arrivati da Arzignano, hanno tamponato la perdita fino all'arrivo dei tecnici della rete gas. I contatori danneggiati sono a servizio di un'abitazione e di un asilo nido della frazione di Quargenta. La polizia locale di Brogliano, siamo appunto nel Vicentino, è intervenuta per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni sono terminate dopo circa un'ora e restiamo nel Vicentino per parlare di un'operazione antidroga. Sentiamo. Si era seduto tranquillamente in un bar di Villa Verla, mettendo bene in vista sul tavolino una scatola piena di marijuana. La segnalazione è arrivata al consorzio di polizia locale del nord-est vicentino, che ha inviato sul posto una pattuglia, e gli agenti hanno trovato il 29enne di Tiene ancora seduto al bar con la sua scatolina piena di marijuana sotto mano. Per terra, accanto al tavolino, c'era un'altra scatola di plastica. In tutto, nei due contenitori c'erano 5,5 grammi di stupefacente, che va sommato agli altri 18,5 grammi recuperati in casa del giovane. Durante le perquisizioni di rito è stata sequestrata anche una carabina d'aria compressa, regolarmente detenuta nell'abitazione. Per lui è partita una denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Eccoci nuovamente in studio, andiamo nel Trevigiano per parlare della situazione del carcere minorile, perché la CGIL denuncia una situazione insostenibile all'interno dell'istituto penale per minorenni, manca personale, agenti al limite. Sentiamo. C'è necessità di intervenire su quel carcere prima che succeda l'irreparabile. In neppure 10 giorni sono accaduti 2 gravi episodi al carcere minorile di Treviso che fanno emergere l'inadeguatezza della struttura e la cronica carenza di personale. Lo rivelano Stefano Vanina della Funzione Pubblica CGIL di Treviso e Gianpietro Pegoraro del Coordinamento Veneto Polizia Penitenziaria. I problemi sono appunto che una dotazione organica ottimale prevederebbe 5-6 unità in più, che sono quelle che adesso sono trasferite in altri istituti e che non tornano a Treviso. E dall'altra parte tenendo conto che particolarmente per quanto riguarda i turni notturni abbiamo 3 unità in servizio, di cui uno in portineria con l'ausilio appunto della videosorveglianza e quant'altro, pertanto insomma 2 effettivamente nel piano con 15 detenuti. Il 12 maggio scorso, rendono noto i sindacalisti, un detenuto ha dato fuoco a lenzuola e materasso della sua cella. L'incendio, che sarebbe potuto divampare, è stato scongiurato dalla prontezza e dall'esperienza del personale in servizio, ma per intervenire con efficienza ci si è dovuti rivolgere nel bel mezzo della notte agli agenti in riposo, anche se non in reperibilità, per gestire la situazione e per procedere al trasporto del detenuto all'ospedale e attivare il piantonamento. Solo qualche giorno fa, lunedì 20 maggio, un agente invece è stato colpito al volto nel tentativo di sedare una rissa. Per il sindacato della Polizia Penitenziaria si tratta di una situazione ormai insostenibile. Lanciamo l'appello perché sia sotto il punto di vista organizzativo e gestionale del carcere ci sono problemi immensi che noi vorremmo appunto discutere con il Dipartimento della Giustizia Minorile. Torniamo ora sulla notizia d'apertura e lo scontro governo-regione, ma anche all'interno delle stesse forze di maggioranza di governo sull'indagine ambientale voluta dal ministro Costa, che blocca la Pedemontana. Salvini questa mattina sbotta basta con i no ed è poi il governatore del Veneto Luca Zaia ad esprimere tutta la sua rabbia. Sentiamo. Abbiamo coinvolto l'ANAC, l'autorità anticorruzione, abbiamo coinvolto la Corte dei Conti, l'Avvocatura dello Stato che ha fatto anche dei pareri. Però, davanti a tutto questo abbiamo le US, l'ARPA che fa le analisi, il ministro la fa. Dichiara il ministro Costa che il meetup, voi sapete cosa è il meetup, cioè i somministanti di Grillini, non so che parti ha, gli manda un video e lui cosa che fa? Manda la procura e manda i carabinieri, cioè blocchiamo la Pedemontana. Quando bastava alzare il telefono e gli davamo le analisi, gli davamo tutto, perché comunque è tutto sotto la luce del sole, ma di fatto va sotto la luce del sole. Se non piove è la luce del sole, no? Allora, se dobbiamo avere a che fare con gente
che vede ladri dappertutto e malaffare dappertutto, questo paese è destinato all'oblio e alla paralisi. Non c'è un comune che ha votato contro e il ministro ci manda la procura e i carabinieri come se fossimo dei delinquenti. Cioè, l'unica fortuna che ha è che quando gli diranno che è tutto a posto non c'è poi la controdenuncia, ti tocca stare lì e dire boh, grazie, adesso andiamo avanti. Cioè, in questo paese purtroppo le cose, se vogliamo sbloccarle, bisogna fare in altra maniera. E io dico che è scandaloso, ve lo dico da ex ministro, che i rapporti tra le istituzioni vengano gestiti con le procure e ovviamente no, i giudici fanno il loro mestiere e lo fanno bene secondo me, ma è scandaloso che nel momento in cui tu puoi chiedere carte, sai che ARPA è autorità di pubblica giudiziaria che fa le analisi, fa tutto, le puoi chiedere e poi decidi se vuoi mandare ulteriori controlli. Allora io dico al ministro Costa, visto che è così bravo e gli interessa tanto l'ambiente, gli chiedo che domani mattina, è una sfida ufficiale, anzi oggi va come ha fatto Luca Zaia, va nel suo ministero, perde 5 minuti, guardami bene, 5 minuti, va in ufficio, prende, firma un bel decreto e mette il limite dei FAS a 0 in tutte le acque italiane, come ha fatto il Veneto. Ecco, questa dunque la posizione del Presidente della Regione del Veneto poco fa appunto da Treviso in risposta a quanto accaduto appunto all'indagine ambientale che è stata avviata dal Ministro dell'Ambiente Costa e che va a bloccare i cantieri della Pedemontana. Andiamo ora in Camera di Commercio a Vicenza, dove sono stati presentati ieri i dati del primo trimestre del 2019, emerge quindi che l'imprenditoria locale sopravvive ma non investe. Sentiamo. Primo trimestre 2019 l'economia veneta dà segnali di rallentamento. Rallenta perché ciò che produce, quando esce dai cancelli delle aziende, non corre e il rischio è l'isolamento. Se la nostra regione non viene infrastrutturata in strade, in ferrovie all'avanguardia, in strutture immateriali, banda larga e quant'altro, ovviamente è una competizione ad armi impari e si perdono posizioni. Nonostante questo gli imprenditori veneti continuano ad esportare ma hanno ridotto di molto gli investimenti, come nel Vicentino. Brutto segno per il Presidente della Camera di Commercio Berica, vuol dire che non si sentono sicuri e piuttosto investono all'estero. E gli investimenti pubblici? Ci sono fondi rilevanti che sono bloccate, semplicemente bloccate per problematiche burocratiche che si legano a problematiche politiche, che si legano a un non decisionismo e a una sostanziale inefficienza del nostro decisore pubblico. Un grande paese industriale come il nostro non può permettersi queste inefficienze, è veramente inaccettabile. Su 1800 km ne abbiamo solo 30 km di alta velocità, cosa possiamo pretendere? Si deve pretendere di fermare il non decisionismo e l'inefficienza dello Stato, dicono in coro Zoccato e Pozza. Mettete nelle condizioni di lavorare, di operare e saremo sempre con il numero positivo, con il PIL avanti. Fa bene al Veneto ma fa bene all'Italia. E l'Italia, il Veneto e Vicenza pensano che l'Unione Europea sia imprescindibile per il commercio. Un dato convincente, la Germania è il primo cliente estero per l'economia berica, il terzo è la Francia. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. Ed eccoci nuovamente in studio con la prima edizione dei nostri telegiornali. A Punta San Giuliano, a Venezia, le donne della squadra di Dragon Boat Trifoglio Rosa si sono ritrovate per raccontare le loro esperienze dopo la malattia e l'importanza di rimettersi in gioco. Il Trifoglio Rosa Mestre e la squadra di Dragon Boat delle donne operate al seno si sono ritrovate alla Canottieri in Punta San Giuliano, dove è stato donato un assegno di 5.000 euro per raccontare la loro esperienza e l'importanza di reagire e non restare sole.
Sono un esempio per tutta la società, noi rappresentiamo una fetta abbastanza importante sul territorio e quindi sono un esempio un po' per chi abita e vive la città. Sono donne sicuramente che rappresentano un grande esempio di forza, di coraggio e che devono essere il punto di riferimento per altre donne che stanno lottando o hanno lottato contro la malattia. In questo modo lo sport non solo diventa un momento di riabilitazione, quindi di benessere per queste donne, ma anche un momento per stare insieme e non sentirsi sole in questa battaglia. Tra loro anche Daniela, che nonostante abbia appena subito un intervento non è voluta mancare. Mi è stato riscontrato un cancro del seno destro e questo cancro, che era una cosa che non mi sarei mai aspettata, però succede, mi ha zittito. Io sono una donna che non ha mai zittito, nessuno è mai riuscito a zittire, e il cancro mi ha zittito per 20 giorni e ho pianto tutta la sera. Poi lunedì mi chiamano e mi dice: Daniela, giovedì prossimo intervento. Ho detto sono pronta. Quando ho detto sono pronta, il giovedì mattina, quando sono andata in sala operatoria, ho detto vai, è la tua seconda opportunità. Una volta si nasce e poi si rivive. Il Dragonbot è utile per riprendere l'articolazione delle braccia e prevenire l'infedema dopo l'intervento al seno. Che lo affrontino con tranquillità e poi ci vengano a trovare qui e vedranno che troveranno un ambiente che le aiuta molto, sia a livello fisico sia a livello, chiamiamolo, emotivo. La squadra, nata nel 2012, vanta già una medaglia di bronzo ai mondiali 2016 a Mosca e la partecipazione ai mondiali per club nel 2017 a Venezia. Restiamo a Venezia, la città metropolitana potrebbe essere il soggetto gestore del sistema MOSE per la salvaguardia della città, a sostenerlo il Centro Italiano Ricerche Giuridico-Amministrative, che ha lanciato la proposta nel corso della presentazione del volume Venezia, città metropolitana di Gianfranco Perulli, avvocato e docente di diritto amministrativo all'Università IUAV di Venezia. Per Perulli la città metropolitana di Venezia può porsi come agenzia pubblica per sviluppare e gestire una serie di servizi su larga scala ad alto contenuto professionale e tecnico, non solo il MOSE ma anche la questione delle cosiddette grandi navi da crociera. Ed era questa l'ultima notizia per questa edizione. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo questa sera l'appuntamento con 20:10, subito dopo ITG, ospiti in studio Alessio Lachina del Partito Comunista e Fausto Pozzobon della Sinistra. È tutto dunque, come sempre in chiusura un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo sostanzialmente stabile sulle nostre regioni, anche se non mancherà una lieve instabilità in alcuni settori. Vediamo in quali nel dettaglio di venerdì 24 maggio. Sul Veneto il sole sarà prevalente, il cielo sarà poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio non si esclude qualche nube in più sui rilievi del Bellunese e sul Vicentino, anche con isolati rovesci. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime in aumento comprese tra 20 e 24 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il tempo sarà asciutto e stabile dappertutto. Sarà una bella giornata di sole e il cielo sarà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 12 e 15 gradi, massime oscillanti invece tra 19 e 23 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige con ampio soleggiamento al mattino, col passare delle ore sarà possibile qualche precipitazione temporalesca, specie sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime tra 20 e 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.